Che cosa ci aspetta soprattutto per la serata di domenica? Il tempo comincerà a cambiare proprio nella serata di domenica, quando in arrivo da nord ci sarà una staccatura molto profonda che renderà l'atmosfera sul Mediterraneo occidentale e anche sulla Liguria decisamente instabile. La previsione è per rovesci, temporali forti, anche organizzati, e anche un sensibile rinforzo dei venti settentrionali. L'aumento dell'instabilità, come detto, avverrà nella serata di domani domenica, una situazione che insomma sarà caratterizzata da fenomeni che potranno essere forti e molto forti. Per questo è stato deciso di emanare l'allerta gialla per temporali a partire dalle 22 di domani. Ulteriori però valutazioni verranno effettuate proprio nella giornata di domani per analizzare al meglio i fenomeni che in particolare si attendono dalla notte di lunedì. Sono fenomeni temporaleschi diversi ovviamente da quelli autunnali, ma che possono essere particolarmente incisivi e quindi che vanno presi con tutte le cautele del caso. Come detto, si tratta di rovesci, di piogge anche localmente e puntualmente intense, temporali, e anche di un rinforzo dei venti settentrionali. Questo sarà un altro dei fenomeni assolutamente importanti. Una perturbazione dunque destinata a durare alcuni giorni per aprire una settimana che si presenta un po' all'insegna dell'instabilità, diciamo, sulla Liguria. Beh, diciamo che poi la situazione dovrebbe andare un po' migliorando almeno dalla fine della giornata di lunedì, poi ovviamente la situazione resterà da valutare, e ricordiamo anche che l'attendibilità di queste previsioni oltre i 2 giorni e mezzo, diciamo così, quelli per cui si dà il bollettino di ARPAL viene emesso, scende a mano, infatti c'è un'affidabilità bassa. Per martedì 16 prevediamo tempo soleggiato, un nuovo aumento della nuvolosità per mercoledì e ancora possibili piogge temporali per giovedì, ma siamo ancora veramente nel libro delle ipotesi. Per ora restiamo alle 22 di domani con l'avvio dell'allerta gialla sul centro ponente, perché i fenomeni inizieranno proprio sul centro ponente della regione e poi potranno estendersi anche nelle altre zone della nostra regione, ma per l'inizio dei fenomeni si parte dal centro ponente, dunque le zone coinvolte sono A, B e D, e poi domani le ulteriori valutazioni per la notte e per la giornata di lunedì.